Eccoci insieme, ben arrivati cari telespettatori, buona giornata. Buona giornata, vediamo come si prospetta anche il periodo e lo facciamo con una persona che ha un'estrema competenza al riguardo, quindi ben ritornato con noi Gianangelo Bellati, segretario generale dell'Unioncamere del Veneto. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi e vediamo di fare un po' una valutazione a chiusura di un anno, a chiusura anche di una, sostanzialmente possiamo dire di una legislatura, comunque di un governo, di un paese e entriamo a pieno titolo in una campagna elettorale che si prospetterà abbastanza agguerrita, non ancora definita nonostante siamo vicini anche a delle tappe fondamentali in cui i cittadini comunque guardano tutto con molto distacco, con grande preoccupazione, con ansia e non certo con leggerezza d'animo. Ovvio perché per carità adesso l'attenzione è concentrata sull'IMU che è una batosta importante, però ci sono tanti pesi economici sulle aziende, sugli imprenditori, sugli operatori a vari titoli, partite IVA e lavoratori dipendenti, e questo anche il fatto, nonché pensionati, che gravano pesantemente. Noi vediamo di fare una valutazione economica però, macroeconomica e microeconomica in generale, e allora vediamo di capire che cosa è successo. È tremendo perché un anno fa ci trovavamo insieme più o meno in questo periodo e lei preannunciava quello che poi drammaticamente si è realizzato, forse non in toni così oscuri come in realtà poi è avvenuto, perché tutti quanti avevamo delle speranze tutto sommato con un governo tecnico, no? E invece tiriamo la riga e cosa succede? Beh sì, effettivamente le avevamo previste perché quando tu vedi arrivare un nuovo governo che anche ha molti poteri, che ha una maggioranza assoluta nel Parlamento, nel Senato, pensi che possano essere portate avanti delle riforme vere che riguardano soprattutto la spesa pubblica, perché la spesa pubblica è il grande problema che noi abbiamo, e invece sono delle riforme che vanno nell'altra direzione. Cosa voglio dire? Quando il governo è entrato in funzione, la prima cosa da fare era quella effettivamente di operare dei sani tagli della spesa pubblica dove essa è improduttiva. E improduttiva lo è soprattutto in alcune aree del paese. Ecco, per esempio, in tutti i talk show, in qualsiasi documento che voi vedete uscire, l'Italia viene presa come un unicum, come se fosse uguale da nord a sud, da est ad ovest, e questo è il primo grande errore di partenza. Ci sono problemi diversissimi fra nord e sud che non sono mai considerati nella loro appunto diversità e quindi non vengono affrontati in maniera diversa. Nel caso della spesa pubblica noi abbiamo una situazione di grandissima disparità fra quanto viene speso in alcune regioni produttive come il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, rispetto al PIL, cioè quanto viene generato come ricchezza, immaginiamoci sul 30-31%, quindi il senso civico dei nostri cittadini chiede sempre il risparmio nella pubblica amministrazione, eppure la nostra pubblica amministrazione è a livelli di quella tedesca, americana, le pubbliche amministrazioni fra le migliori come spesa rispetto al PIL generato. Altre pubbliche amministrazioni, viene in mente per esempio, ma casomai possiamo vedere una bella slide che abbiamo preparato su questo, che è la slide numero 13, altre pubbliche amministrazioni di altri paesi, di altre regioni italiane arrivano invece al 70% quasi rispetto al PIL. Quindi questo... Ritorniamo a vederla un attimo, così possiamo anche commentarla. Esatto. Che cosa significa? E questo cosa significa? Che il problema era quello della spesa pubblica, non di mettere tasse, perché noi sapevamo che cosa le tasse avrebbero provocato. Ecco, questa è la slide di cui parlavo poco fa. Il costo della pubblica amministrazione a livello nazionale, ahimè, ci tocca sorridere o piangere, perché poi sono dei fatti drammatici, non solo per le regioni che spendono poco, ma per le regioni che spendono tanto, perché spendere tanto vuol dire poi che tu distruggi la tua economia privata, no? Perché basi tutta la tua economia sul sistema pubblico, crei posti di lavoro nel sistema pubblico per la gente. Calabria, Sicilia, Sardegna, come sono messe? Sono le regioni che costano di più, d'altra parte noi sappiamo, tutti lo sanno, che la regione Sicilia avrà circa 24.000 dipendenti, mentre la regione Veneto, che genera più reddito, parità di popolazione circa ne ha 2.000. Non parliamo dei forestali, noi ne avremo 400-500, di là saranno circa sui 23.000-24.000, per cui è ovvio che tutta questa spesa pubblica in eccesso
fino a qualche tempo fa è stata pagata col debito pubblico. Adesso che non si può più pagare col debito pubblico, bisogna in qualche maniera intervenire, bisogna tagliare, no? E questa era la prima cosa che si sperava, no? Quindi andare a colpire dove c'è effettivamente troppa spesa, quindi manovre differenziate. Non si sente mai parlare di questo. Bisogna fare il patto di stabilità, è uguale per tutta Italia, è uguale per i virtuosi, è uguale per gli spreconi. Questo è connesso ad un'altra cosa che è successa con questo governo che sta terminando, che è stato quello che ci si è dimenticati completamente del federalismo fiscale, che di federalismo aveva ben poco, perché in realtà era un potente sistema di controllo della spesa pubblica. Perché? Perché grazie ai cosiddetti costi standard, il sistema statale, peraltro, poteva controllare gli enti virtuosi e distinguerli dagli enti spreconi, e quindi procedere poi alle relative, tra virgolette, premi o punizioni. E questi dati erano stati preparati dal SOSE, che è la struttura delegata dalla COPAF, che è la struttura che appunto è stata creata per l'attuazione del federalismo fiscale, e dovevano essere pronti per appunto gli inizi di quest'anno. Ma non sono stati pubblicizzati, non li abbiamo visti pubblicizzati. Sappiamo che la regione più virtuosa d'Italia è il Veneto. Allora lì viene il sospetto: perché non si è voluto far vedere questi dati che premiano alcune regioni molto produttive tipo il Veneto, le Marche e altre che sono quelle che generano la maggior parte del PIL di questo paese, del reddito, della ricchezza, quindi dei posti di lavoro. E questo è un altro aspetto che ci ha colpito negativamente, eravamo ancora a dicembre dell'anno passato. Ma il fatto poi di fare delle manovre che non riducono quindi la spesa pubblica, e la dimostrazione la possiamo vedere nell'altra tabella, ahimè, quella del debito pubblico, che è la numero 10. Nella tabella, ecco, questo è il disequilibrio territoriale tra entrate e spese. Per far fronte a quelle diverse spese per regione, che cosa succede? Che regioni più ricche devono dare a regioni più povere. Quindi in azzurro sono quello che viene dato, sostanzialmente, in rosso quello che viene rispeso. Allora, la Calabria spende ancora tantissimo, se per assurdo, la Sardegna, esatto, allora qual è il residuo fiscale? Il residuo fiscale è quella parte di denaro che non viene, di tasse quindi, che non viene però spesa sul territorio che le ha generate. Quelle tasse vengono trasferite ad altre regioni. Allora cosa succede? Che noi vediamo che il Veneto, che è quello col colore azzurro, arriva a un circa 4.000 euro. Qua stiamo parlando, dati ultimi poi 2010, di circa 22 miliardi di euro, che è praticamente quella parte delle tasse venete che escono dal territorio. 22 miliardi e vanno nelle zone rosse. 22 miliardi sono un terzo delle tasse che noi paghiamo. Non esiste paese del mondo dove c'è un trasferimento così massiccio, perché ovviamente chi dà a quel punto rischia che la sua economia, le sue imprese vengano oppresse dal fisco, non abbiano in cambio servizi, infrastrutture e quindi alla fine diventano non competitive, perdono potere d'acquisto, perdono competitività. Quindi si livella tutto. E si livella tutto, perché se quei soldi che vengono dati in maniera così massiccia fossero utilizzati per spese di investimento, allora non ci sarebbero grandi problemi, perché l'investimento poi genera ricchezza nel settore pubblico, anche tu puoi avere ricchezza che viene generata, no, dagli investimenti pubblici, ma vengono invece impiegati, perché abbiamo visto nell'altra tabellina, perché c'è una grande spesa pubblica che si sostanzia in che cosa? Soprattutto in dipendenti. E allora noi scopriamo che in Italia abbiamo 600.000 almeno dipendenti in più concentrati nelle regioni che erano quelle rosse. Cioè le regioni rosse ricevono, rosse come colore ovviamente della tabella, non come colore politico, ricevono appunto questa massa di denaro che viene non reinvestita ma viene impiegata in gran parte per aumentare a dismisura il numero dei dipendenti pubblici, che è una spesa fissa, una spesa improduttiva, una spesa che può apparentemente e per un tempo limitato risolvere alcuni problemi di quelle aree, ma in realtà le distrugge economicamente, perché le migliori risorse tenderanno ad andare a lavorare nella pubblica amministrazione e a dire ma non ci conviene fare attività di impresa,
non ci conviene. conviene. Come sarebbe possibile fare attività poi di impresa, questo è il discorso, in quelle zone? Ma in quelle zone sarebbe possibile, usiamo il condizionale, no? Perché sta cominciando a diventare un problema un po' in tutta Italia, e qui non è che siamo noi come centro studi dell'Unioncamere, come rappresentanti del mondo delle imprese a dirlo, ma sono degli enti internazionali. Quella della crisi del debito pubblico è ormai risaputa, vedete questa tabella, e poi torniamo sull'altro argomento. Questa tabella è drammatica perché ci dice che in un anno, se questa può essere una pagella, in un anno noi abbiamo avuto un aumento di spesa pubblica di più di 110 miliardi di euro, quindi stiamo arrivando in un anno e mezzo dal 121% della spesa pubblica del debito pubblico rispetto al PIL, il debito è quello consolidato negli anni. Dal 121 arriveremo al 131,5, sono gli ultimi dati OCSE, anche questi di osservatori internazionali, no? Quindi se no sembra che noi vogliamo portare acqua al mulino del Veneto, noi vogliamo portare acqua al mulino in realtà dell'Italia e dell'Europa, perché sappiamo che se noi mettiamo in ginocchio regioni produttive per 20 milioni di abitanti come sono Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, alla fine è un suicidio nazionale. E se tutto il Paese si suicida economicamente, e noi stiamo assistendo in questo momento, una cosa molto grave che io sto dicendo, però me ne rendo conto, noi stiamo assistendo a un suicidio economico, dello sviluppo economico del nostro Paese, questo mi andrà a influenzare anche tutto il resto d'Europa, perché i problemi non sono solamente nazionali, i problemi poi escono fuori dai nostri confini, ma non è che sono generati dall'esterno e l'esterno ci porta a questa crisi. Siamo noi che dall'interno la stiamo generando. Sicuramente dall'esterno è stato detto avete troppo debito pubblico. Ecco, esatto, ma perché cioè, quello che tanti si aspettavano, però quando si toccano dipendenti pubblici si apre giustamente per i tanti dipendenti pubblici una levata di scudi, ma perché a questo punto un governo tecnico, l'unico che poteva fare dei tagli importanti, non ha agito in questo senso? Perché ci sono allora degli interessi importantissimi che vanno ben oltre quello che può essere un potere di un governo? Ma guardate, molte volte noi non ci rendiamo anche conto e noi lo sperimentiamo che per esempio i primi a sollevare il problema del trasferimento di risorse eccessive da una regione all'altra e che questo avrebbe portato a degli disequilibri talmente forti che metteva in difficoltà il Paese nel suo insieme, siamo stati noi come Unioncamere. Il concetto del residuo fiscale è stato introdotto in alcuni anche, diciamo, incontri, meeting, convegni, è stato introdotto ancora dai primi studi che noi facemmo sui costi del non federalismo, che vennero fatti ancora nel 2006 e noi ci rendiamo conto che c'è una non conoscenza, se vogliamo anche non ignoranza, di alcuni dati, perché noi ci continuiamo sempre a preoccupare dell'insieme del suo Paese come fosse un problema uguale da nord a sud e da est ad ovest e non ci rendiamo conto, forse, a volte anche per non conoscenza, che ci sono delle differenze sostanziali. Oppure, evidentemente, se qualcuno conosce questi dati e non li pubblicizza, c'è la malafede. Ma noi pensiamo che ci sia anche un aspetto di buona fede, quindi ecco importante anche queste trasmissioni, perché quello che noi mettiamo in evidenza con i nostri studi è che non stiamo facendo un discorso egoistico di una ricca regione o una volta ricca regione come il Veneto che sta perdendo posizioni con la Lombardia e l'Emilia Romagna rispetto alle regioni vere ricche di Europa, ma noi stiamo facendo un discorso che riguarda tutto il Paese, che riguarda l'Europa, perché noi non possiamo non considerare la portata, il peso, addirittura anche della nostra regione in Europa. La nostra regione, come PIL, è più grande, e questo pochi lo sanno, perché molte volte ragioniamo alla Veneta è troppo poco. Beh, attenzione, noi siamo più grandi di 7 degli attuali stati che fanno parte dell'Unione Europea. E un altro dato che abbiamo appunto scoperto ragionando, su 184 paesi del mondo, il Veneto ha un PIL più alto di 144 paesi del mondo, cioè noi col PIL del Veneto siamo in 40esima posizione, quindi non è che noi contiamo nulla, solo il Veneto, immaginiamoci poi l'area Emilia, Lombardia e Veneto, cosa conta assieme anche rispetto alle varie aree produttive non dell'Europa ma del mondo.
Su questo bisogna riflettere. È che in una politica attuale che è stata realizzata, il regionalismo spinto, anzi, si è portato via via a farlo diminuire anche come poteri, come deleghe alla regione, si è stato messo in discussione il titolo quinto della Costituzione, per cui forse questo si vuol che venga meno. Torniamo a parlare anche di questo discorso, rianalizziamo anche la situazione economica, le prospettive, subito dopo la pubblicità, tra poco. Allora, stiamo dicendo l'importanza comunque della differenza delle regioni che tenute nel loro ambito di produttività possono poi veramente essere di supporto ad altre ma in modo costruttivo. Però si è parlato di modifica del titolo quinto della Costituzione, il che ha fatto rabbrividire alcune regioni a buona ragione, a buon diritto. Sì, beh, questo è stato forse la cosa più drammatica che è successa, e uso apposta questo aggettivo drammatico, perché non solo si sono fermati i costi standard, abbiamo detto i costi standard che cosa sono per coloro che ascoltano, non sono tutto il giorno a pensare a questi temi, i costi standard sono dare un servizio ad un costo e questo servizio deve avere un costo, diciamo, che sia accettabile. Allora, è quello che si dice quando una radiografia in un ospedale costa, mettiamo, 50 euro, nell'altro ne costa 500. C'è qualcosa che non va. Se il servizio sanitario costa 10 volte tanto pro capite in un'area piuttosto che in un'altra, non va. Cioè ci devono essere dei costi che non sono i costi storici, quelli che ci sono accumulati, ma un costo che viene riconosciuto essere un costo giusto per quella data prestazione. Ed è questo che metteva in evidenza, che mette in evidenza, ma l'abbiamo fatto noi, ma l'hanno fatto anche altre strutture, fra cui il SOSE, mette in evidenza che la regione del Veneto è la regione più virtuosa, o la numero 1 o la numero 2, si gioca con poche regioni, più virtuose d'Italia. Quando poi, oltre che non far vedere questi costi standard, perché sono stati preparati, si è fatto marcia indietro con la scusa di fatti penali che ci sono sia a livello, ahimè, nazionale, che a livello locale, che a livello regionale, di alcuni responsabili che hanno mal utilizzato il denaro pubblico, e questo è diventato un discorso, è diventato strumentale per ridurre... Lo si è tirato fuori apposta, ecco, proprio perché... Ma la cosa ancora più incredibile è andare a chiedere una riduzione di regionalismo, perché in Italia noi il federalismo non ce lo abbiamo, anche se parliamo sempre di federalismo, ma andare contro una riforma che non è stata assolutamente attuata. La riforma a titolo quinto, la cosa che stride, non è una riforma attuata, appunto perché il federalismo fiscale non c'è neanche il federalismo a geometria variabile, che potrebbe dire che il Veneto, per esempio, acquisirebbe tutte le competenze sull'istruzione, cosa che non c'è. Quindi noi stiamo pensano alcuni a livello nazionale, stiamo parlando quindi della chi è il colpevole, la burocrazia nazionale, che a livello centrale va contro le burocrazie locali per cercare di acquisire, di portare a sé competenze ed evidentemente anche le risorse fiscali. Sulla seconda parte il gioco è stato fatto e quindi tutte le risorse, voi vedete, ormai ci sono degli enti locali che non riescono più a dare i servizi essenziali. Non stiamo parlando quindi di divertimenti o di cose così facoltative, di servizi essenziali. Quindi cosa è successo? Che si è cercato, e per fortuna la Presidenza della Repubblica ha bloccato questo disegno, almeno per il momento, e in questo il Presidente Napolitano ha dimostrato grandissima coerenza sui suoi ideali di autonomia, di federalismo, di pluralità, di sovranità che ci devono essere, e quindi di responsabilità che viene portata appunto da un sistema dove c'è il federalismo, il principio di sussidiarietà, cioè l'avvicinare la decisione politica e amministrativa al cittadino, quindi anche con un maggiore controllo da parte del cittadino di come vengono gestiti i soldi. E invece no, e noi guardiamo per esempio che vengono date accuse alle regioni di sperpero di denaro pubblico. Noi abbiamo una sola risposta da dare in questo caso, non andiamo a guardare le singole responsabilità penali di qualcuno che ha fatto malversazioni di denaro pubblico, guardiamo in generale. E cosa vediamo? Le regioni nascono, e dobbiamo fare un discorso storico, nel 71. Negli anni 70, in cambio della nascita delle regioni, è stato chiesto l'accentramento fiscale. Ci fu una riforma fiscale che portò all'accentramento, cioè ha portato le risorse che prendevano i vari enti, le ha portate tutte verso Roma. Notiamo che nemmeno nell'epoca della dittatura, prima ancora, venne fatto un passaggio del genere. Cosa succede? Che
il fisco viene accentrato, quindi abbiamo un unico controllo poi della spesa, perché ovviamente a quel punto il centro controlla anche la spesa di tutte queste risorse accentrate. E che cosa succede? Che in un momento in cui ancora le regioni non contavano praticamente nulla, già a fine anni 70 comincia ad andare su, e abbiamo qui casomai una slide da vedere, che comincia ad andare su in maniera sempre più forte, la numero 12 se non sbaglio, sempre più forte il debito pubblico. Cioè in questo momento c'è la planata del debito pubblico. Esatto, cioè il debito pubblico ha il suo vero inizio nel momento in cui tu mi hai accentrato tutte le risorse, hai creato, e lì vediamo questa tabellina dove vedete proprio quella curva che va sempre, quella linea che va sempre verso l'alto, il debito pubblico, che è collegato a un fortissimo accentramento, la linea alta, certo, che c'è stata appunto negli anni 70. Diminuisce il debito pubblico nel momento in cui diminuisce l'accentramento fiscale. Perché? Perché più tu avvicini la spesa, il momento dell'entrata e il momento della spesa, e questo è il concetto del federalismo, allora un governo che si ispira poi anche all'Europa, perché attenzione, il governo attuale è un governo che si ispira all'Europa, che dice di essere europeista, e in Europa noi abbiamo firmato, non le regioni ma lo Stato, il Trattato di Lisbona, che prevede un principio di sussidiarietà fortissimo che coinvolge, a differenza del Trattato di Maastricht del 91, anche le regioni. Quindi a livello europeo noi siamo invitati a ogni momento a convegni che parlano della gestione, della crescita, delle autonomie regionali, e a livello nazionale abbiamo un governo che si dichiara europeista e che va in direzione opposta alle autonomie regionali. E questa è un'altra cosa che colpisce molto e va contro quel concetto di responsabilità che noi abbiamo anche imparato dallo stesso Presidente della Repubblica, il quale, ripeto, ha il merito di avere bloccato, a parer nostro, la controriforma della riforma del titolo V, che era una controriforma che ci andava a portare indietro di circa 20 anni. Certo, e quindi ecco, in questo senso l'altro aspetto negativo è, oltre che non avere bloccato la spesa pubblica, tu hai anche che hai bloccato il processo di regionalismo, non diciamo di federalismo, che è una cosa molto più importante del regionalismo. E questi sono cause di che cosa? Alla fine di una pagella che non può essere dal punto di vista macroeconomico positiva, perché il debito pubblico, lo sappiamo tutti, ha superato, ahimè, i 2015 miliardi. Quindi una politica completamente sbagliata a questo punto. Perché e dopo andiamo lì sull'aspetto, poi l'altro aspetto. Allora, che cosa si è fatto? Non si è diminuita la spesa pubblica, ma si sono aumentate le tasse. Esatto. Le tasse nel paese erano già alte. Certo c'è l'evasione. L'evasione fiscale è qualcosa di terribile da eliminare, ma non è che con l'evasione fiscale noi avevamo una bassa tassazione sulle persone, sulla generalità dei cittadini e delle imprese, perché noi siamo arrivati tranquillamente ad una tassazione reale che è del 55% e sta aumentando. Quella slide di poco fa non è una slide che nasce, diciamo, da una nostra critica, ma è una critica che viene fatta da parte di organismi internazionali, per esempio la World Bank, l'OCSE e il World Economic Forum. Sono delle entità internazionali che valutano i paesi del mondo per vedere se sono o non sono interessanti per andare ad investire. Qui andiamo sempre più vicini quindi all'ambito imprese, che è quello che contraddistingue noi come Unioncamere, quindi i rappresentanti del mondo delle imprese. E allora noi vediamo che le critiche che ci vengono fatte dall'esterno e che quindi arrivano a dire voi non siete attrattivi come Italia per attirare gli investimenti, sono l'elevato debito pubblico, perché crea ovviamente una grande instabilità, il costo alto del credito, le banche fra l'altro non danno più credito, ne danno poco, il peso del fisco, questo è uno dei dati più importanti, insieme con i lunghi tempi della giustizia. Per recuperare i crediti e quant'altro, per tutto. Se non altro, qualsiasi praticamente cosa. Noi siamo col record dei tempi dei ritardi della giustizia. E questo è un fattore, un deterrente comunque per le imprese estere. Certo, perché quando si costruisce l'Europa, e noi l'abbiamo vista crescere, no? Per le imprese la cosa più importante di tutte è poter avere la certezza del diritto. Quando io vado a investire in un altro paese devo essere certo delle regole e del rispetto di queste regole. Se il rispetto delle regole, cioè, non viene applicato alla normativa, ecco che allora quel paese diventa inaffidabile. Quindi il fatto che io per poter avere giustizia posso perdere più di 10 anni,
fa sì che noi veniamo condannati regolarmente anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo come essere uno dei paesi che si trova in una situazione di maggiore difficoltà o di maggiore non rispetto dei diritti dell'uomo. Perché? Perché avere la giustizia in tempi veloci, ovviamente stiamo parlando di un diritto basilare nell'ambito dei diritti dell'uomo. Io qui non sto dicendo è colpa dell'uno e colpa dell'altro. No, però è un dato di fatto, si riscontra. Abbiamo anche lavorato con la Corte d'Appello tempo fa e abbiamo verificato che per esempio i mezzi che la Corte d'Appello di Venezia ha rispetto a praticamente 20 anni fa, 30 anni fa, quando ancora non c'erano tutte le imprese di oggi, perché la regione, grazie all'Europa, è cresciuta tantissimo, la nostra economia, sono gli stessi. E quindi il Veneto si distingue, come le aree produttive, le altre aree produttive, per avere i tempi della giustizia più lunghi, perché è cresciuto tumultuosamente, ma così non è stato per quanto riguarda, per esempio in questo caso, la spesa destinata ai tribunali, no? E sempre parlando di imprese, ecco che quindi noi ci troviamo nella situazione che quegli altri elementi negativi che erano stati indicati in quella slide finiscono con l'impedire alle imprese esterne di investire da noi, ma portano ad un altro fattore drammatico, la chiusura delle nostre imprese e l'uscita delle nostre imprese. Quindi perdita di posti di lavoro di conseguenza. Ecco quindi la mancanza di posti di lavoro che è sancita, altro pagella negativa, è cresciuta, ahimè. Lì non c'è scritto, ma comunque la diciamo, disoccupazione in poco tempo, diciamo dal 7, è andata verso l'11% nel nostro paese. Esatto, queste 10 inefficienze sono proprio numerate, 10 sono state riconosciute dall'Europa, poi ci sono state imputate. Sì, questi diciamo, parametri, se vogliamo, vengono valutati sulla base di tutta una serie di lavori che vengono fatti dai funzionari di queste entità esterne, che vengono, per esempio noi l'abbiamo fatto per il Veneto e sono venuti, abbiamo preso Padova come esempio e Padova è stata praticamente controllata in tutto ciò che può riguardare la vita dell'impresa, perché noi stiamo parlando soprattutto quindi di investimenti in questo momento. E quindi è stato praticamente verificato tutto il verificabile, appunto i tempi della giustizia, il tempo per avviare un'impresa, i costi per avviare un'impresa, il problema del commercio con l'esterno, cioè quanto tempo fare le pratiche per poter mandare un prodotto verso l'esterno. Tutti questi dati sono stati presi uno ad uno, ne è venuto fuori una bella pubblicazione, non vogliamo certo annoiare i telespettatori, però che sono dei dati che ci portano ad essere verso l'80° posto nella classifica mondiale dei paesi, il primo paese dove si investe meglio, che sia la Nuova Zelanda, Singapore, queste realtà. Noi siamo molto sotto e quindi non solo, ripeto, non vengono abbastanza realtà esterne ad investire, quindi gli investimenti diretti estero diminuiscono, ma aumentano le nostre imprese che o chiudono o vanno all'esterno. E questo è un fatto molto negativo, mentre se vogliamo guardare un fatto positivo, guardiamo allora al fatto che le nostre imprese per fortuna riescono ancora a esportare. Però si vive di solo export e poi tante imprese non possono basarsi sull'export, cioè non è necessario per una ripresa anche che ci sia un movimento interno, cioè che la domanda riprenda in qualche modo. Ma diciamo che guardando alla vita di un'impresa, uno dei fattori determinanti che bisogna guardare sempre con attenzione è la propensione all'investimento. E quella però era già andata giù tantissimo 7-8 anni fa ed era già un indicatore, perché la propensione all'investimento è determinante poi per gli anni a venire, anche su 5-10 anni dopo. E difatti noi vediamo che perché già era andata giù la propensione all'investimento? Perché cominciava ad aumentare la pressione fiscale. E cominciava da una parte con questo diminuire l'attrattività della nostra area, dall'altra molte imprese hanno cominciato a dire andiamo ad investire fuori. Certo. Allora uno può dire ma perché vanno fuori? Perché viviamo in un mercato globale, in un mercato senza frontiere, che porta vantaggi e porta svantaggi. Quando è che porta svantaggi? Quando tu hai una pubblica amministrazione che non è competitiva, che è il caso nostro. Se la pubblica amministrazione non è competitiva, ma le tue imprese sono competitive, dato che quella pubblica amministrazione assorbe mediamente la metà del PIL, anche le piccole e medie imprese, anche il sistema impresa viene trascinato verso l'area della non competitività.
Quindi una grossissima responsabilità, forse determinante, il sistema della pubblica amministrazione. Difatti. Deve capire che tipo di progetto c'è dietro, se c'è un progetto, perché resta per il momento tutto quanto, lascia allibiti tutti a questo Attualmente punto. il progetto non si riesce A intravedere. Cioè, si spera che non ci sia un progetto, nel senso, a questo punto, siccome la spesa pubblica non diminuisce, aumenta il debito pubblico in presenza di una sempre maggiore imposizione fiscale, ecco, allora guardiamo dagli altri anche, impariamo dagli altri. In Gran Bretagna, perché noi cerchiamo di capire anche cosa fanno gli altri, no? Certo. E noi speriamo che le nostre amministrazioni centrali guardino anche a fuori del paese. Se avessero qualche interesse a farlo. Noi lo facciamo, noi piccolini qui in Veneto, noi lo facciamo e abbiamo visto per esempio che la Gran Bretagna ha avuto programmato una diminuzione del carico fiscale sulle imprese. La corporate tax la diminuisce progressivamente dal 24 al 22% nell'arco di 18 mesi. Abbiamo visto che la Gran Bretagna sta invertendo il trend di recessione in sviluppo, solamente con un piccolo messaggio di questo tipo. Ecco. Detto questo, riflettiamo, torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Allora, detto questo, ovvero che comunque qualsiasi governo alla fine ci possa essere, tecnico, non tecnico, di destra, di sinistra, di centro, eccetera, il sistema non migliora, perché questa è la tragedia, vuol dire che sotto sotto vengono tutti appunto irretiti da un sistema di burocrazia che è di poteri occulti, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, non si sa, che a questo punto gestisce veramente le leve del governo del nostro paese e lo sta portando verso il più profondo dei baratri, perché poi alla fin fine sono interessi privati. Cosa si può pensare? Cosa può pensare il cittadino che lavora, che si impegna, che vede venir meno giorno dopo giorno la propria ricchezza, le proprie prospettive, e i giovani, è un altro aspetto importante, non le vedono le prospettive. Perché fuga delle aziende, ma fuga anche dei giovani capaci, questo è innegabile, secondo lei? Allora, io credo che sia davanti agli occhi di tutti, non è che sia una scoperta dell'acqua calda, che quello che manca è un fatto culturale che c'è meno nella nostra regione, per fortuna, ma c'è di più in altre aree del paese, che è la mancanza della cura dell'interesse comune. Ed effettivamente c'è l'interesse sempre che prevale di corporazioni, di gruppi di interesse, ma questo è un interesse egoistico che porta poi diciamo, allo svantaggio generale del paese. Per cui si può notare sicuramente che manca questa volontà, diciamo, di fare delle cose che siano per il bene di tutti. Il solo fatto della solidarietà. Quando mai un veneto può dire di no alla solidarietà, che abbiamo il numero più alto pro capite di volontari di tutta Italia, forse di tutta Europa? Il Veneto è gente generosa che aiuta gli altri, no? Però c'è un limite. E qual è il limite? È un limite anche fisico, se vogliamo, no? È dato dal fatto che se tu spremi troppo questa solidarietà, questa capacità fiscale, questa capacità di fare impresa, nel momento in cui mi cominci a tagliare le gambe alle imprese, mi cominci a far chiudere le imprese o me le fai scappare per la pressione fiscale, perché questa solidarietà imposta è troppo alta, ecco lì c'è il limite. Se si supera quel limite, noi lo abbiamo superato, che cosa succede? Che tu distruggi l'economia di una regione molto produttiva. A quel punto distruggi il paese, perché non hai più un'area produttiva che ti permette di tenere in piedi, come ha fatto il Veneto fino ad oggi, il resto del paese. Fra l'altro un Veneto che non è assolutamente riconosciuto. Notiamolo che in questo governo, credo che su 48 fra ministri, sottosegretari e 48, quanti altri, non c'era un rappresentante addirittura del nord-est. Aree in cui siamo più vicini anche a quello che è un po' il sentimento delle aree del nord Europa, perché noi non abbiamo mai generato debito pubblico. Il Veneto, questo è un dato importante, non ha mai generato debito pubblico e questa slide è rafforzativa. Cioè noi il concetto del debito si avvicina al concetto un po' calvinista, no? dell'area tedesca, che il debito è un peccato, no? Quindi il debito noi non lo generiamo perché vogliamo produrre, vogliamo lavorare. Pensando forse troppo a lavorare ci occupiamo poco di pubblica amministrazione. Ecco perché noi vogliamo anche far capire questi dati. Vedete, qui noi abbiamo fatto l'ipotesi di un risparmio semplicemente facendo assomigliare l'Italia al Veneto. Visto che siamo nello stesso paese, in un paese unito, che cosa chiediamo? Siamo tutti uguali.
non chiediamo altro. In che cosa siamo uguali per avere questo risparmio nel Paese che equivale a 2 manovre? Chiediamo che i parametri sono stesso numero di dipendenti ogni 1000 abitanti, stesse spese fisse, le spese fisse per gli uffici, il gas, l'elettricità, eccetera, la cancelleria, eccetera, il funzionamento, e stessi stipendi medi. Questi sono i 3 parametri. Se nella pubblica amministrazione italiana noi avessimo questi 3 parametri uguali al Veneto, avremmo ogni anno un risparmio di 28-29 miliardi di euro. Assomigliando alla Lombardia arriveremo quasi a 30 perché è più grande e ha più economia di scala. Quindi non è che si dica vogliamo la luna nel pozzo, vogliamo, però questo non avviene. Perché? Perché avete visto, abbiamo sentito prima, abbiamo visto quanta spesa pubblica c'è in altre regioni, che produce circa 600-700 mila dipendenti pubblici di troppo. Apposta. La riforma Fornero, in questo caso applicato alla pubblica amministrazione, imponendo di restare ancora di più a lavorare, a questi impedisce che ci sia l'uscita più veloce di queste persone, perché effettivamente questo avrebbe potuto, non assumendo nuove persone, ridurre più velocemente. Quindi andiamo danno al danno, no? Quindi, ma infatti ma è mai possibile che si arrivino a questi errori così? È possibile, io non so come questo sia possibile, ma questo è avvenuto, quindi noi ci troviamo, ecco perché il debito pubblico schizza sempre verso l'altro, supera la soglia psicologica dei 2.000 miliardi, che è un fatto molto negativo, ed ecco perché ci troviamo in questa situazione qua. E tutto questo comunque ha una chiave di lettura. Si è bloccato il processo regionalistico, si è bloccato il processo di responsabilizzazione della pubblica amministrazione e quindi questo crea sperpero ancora di denaro pubblico. Poi aumentando le tasse, a differenza, come dicevamo poco fa, della Gran Bretagna, fai fuggire le imprese, aumenti la disoccupazione, crei minore competitività del tuo prodotto e per fortuna, come dicevamo poco fa, e qui è interessante vedere una slide importante secondo me, che è quella, la 7, noi abbiamo per fortuna ancora la domanda esterna. Quindi quando ci dicono che tutto il mondo è in difficoltà, non è vero, siamo noi che siamo in difficoltà con altri pochi paesi. Certo, no, ma è verissimo, se uno va in giro per il mondo la parola crisi non, cioè, in realtà non esiste. Per cui per fortuna, aspettiamo a vedere se c'è questa appunto, eccola qua, guardiamo questa slide, è anche molto interessante anche nei nostri rapporti con l'Europa, perché noi non nascondiamo che non stiamo facendo un discorso egoistico, diciamo di una regione che vuole in qualche maniera dimenticarsi della solidarietà. Guardiamo, questo è il saldo del Veneto, il saldo commerciale da cosa è dato, per coloro che non sono pratici di queste cose, la differenza fra quanto esportiamo e quanto importiamo. Se la differenza è positiva vuol dire che esportiamo di più di quanto importiamo e quindi vuol dire che abbiamo un saldo positivo che è dato poi da quelle colonnine gialle, è sempre positivo. Guardate che da prima dell'entrata dell'euro, che è dato da quella linea retta verticale, a dopo, vedete che non c'è una grande variazione. Cosa vuol dire? Che il nostro sistema, e questo riguarda anche l'Emilia e la Lombardia, è talmente competitivo che nonostante l'entrata dell'euro, che si diceva... Nonostante le difficoltà enormi che ci siano. Esatto, nonostante l'entrata dell'euro, quindi sono mancate le svalutazioni competitive, ci ricordiamo, no? Certo. Le svalutazioni competitive sono quelle che permettono alle nostre imprese di sopravvivere. Non è niente vero perché noi, nonostante adesso non ci siano più le svalutazioni competitive, abbiamo un sistema di impresa che ce la fa, che tiene, resiste alla competizione esterna e quindi dimostra di avere un saldo commerciale che si mantiene positivo. Ma questo quanto può durare, fino a quanto può essere l'unica valvola che ci permette di... Quindi il messaggio è positivo. Il Veneto, regione d'Europa, deve rimanere regione d'Europa. Guai come noi sentiamo dire l'Europa e l'euro ci creano problemi, la globalizzazione. Sono due cose diverse, poi Europa da globalizzazione. La globalizzazione selvaggia è quella che noi contestiamo, che noi vogliamo bloccare, perché non puoi avere regole diverse per le imprese in aree che non hanno barriere. Ma in Europa le regole sono uguali, tranne che ahimè quelle del fisco, perché non sono competenza europea. Ecco, ma io chiedo, tra l'altro voi vi occupate di imprese, lavorate con le imprese, per le imprese soprattutto. Sì. Cosa dovrebbero fare a questo punto? Quale potrebbe essere una intanto io vorrei soluzione? Solamente dire che tante di queste informazioni si trovano nel nostro sito unioncameredelveneto.it oppure osservatoriofederalismo.it.
.it o .eu e si trovano tante di queste informazioni. Le imprese devono, a parer nostro, seguire 3 regole principali sulle quali noi stiamo lavorando tanto. Ed è la prima regola sicuramente quella di cercare di mettersi assieme. E quindi fare sistema. Questa risulta una cosa fondamentale. Assolutamente, perché più fanno sistema, più questo permette di essere forti anche come associazioni. Io credo che verrà il momento in cui anche le associazioni porteranno le aziende nelle piazze, non lo dovranno fare solo i sindacati, penso che dovranno farlo per protesta anche le associazioni, no? E dall'altra parte, ecco questo, grazie, questo è proprio il nostro sito, dall'altra parte la ricerca e sviluppo. E noi ci occupiamo con l'altra branchia del nostro ufficio che è l'Aerosportello di ricerca e sviluppo intesa insieme con le Camere di Commercio, con tante altre entità regionali per aiutare le nostre imprese anche a prendere i finanziamenti europei un po' difficili, ma li mettiamo assieme per avere finanziamenti per la ricerca, perché l'innovazione tecnologica è un elemento fondamentale per poi essere più competitivi. E l'altro aspetto, il terzo, è quello che noi raccomandiamo molto: internazionalizzatevi, che può dire anche aprire un'organizzazione stabile fuori della nostra area, ma senza dimenticarsi di essere veneti, di avere le nostre, diciamo, radici qui, per poter avere più mercato, perché in questo momento la domanda interna si avvicina allo zero, quindi voglio dire, noi fra l'altro come Veneto abbiamo un saldo commerciale negativo con le altre regioni italiane. No, ma per infatti cui noi dobbiamo esportare, allora dobbiamo internazionalizzare. Questi sono i 3 messaggi. Perfetto, con questi 3 messaggi noi dobbiamo chiudere perché il tempo è venuto meno, è stato interessantissimo, quindi speriamo che siano anche di augurio, di buon auspicio, per cui possiamo un po' fare queste valutazioni. E la ringraziamo di essere stata qui con noi, la invitiamo naturalmente, così lo sanno anche i nostri telespettatori, il primo martedì subito dopo la Befana, che deve essere martedì, adesso non sbaglio 8, se non sbaglio gennaio, sera alle 21, che faremo proprio, rielaboreremo questi dati con anche gli esponenti politici presenti in studio, in modo da creare anche un po' di dibattito per vedere se ci sono possibilità, vie d'uscita e cosa anche ne pensano concretamente le imprese, il territorio e i nostri cittadini. Grazie ancora a Gian Angelo Bellati, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a domani, grazie.